dalla parola di Dio, dallo Spirito Santo, che avrà sicuramente un'amministrazione particolare per ognuna di voi in questa data. Amen? Vi ricordate tutti gli avvisi? Quando è il caffè con i pastori? Cosa c'è l'8 febbraio? Molto bene. Cosa c'è domani? Casa, domani casa. Ok, bene. Vi chiedo di alzarvi in piedi, facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Tu che oggi hai portato la tua offerta, la tua primizia, voi hai sentito in cuore di consegnare questa forma di adorazione oggi alla casa del Signore. Preghiamo affinché possa essere usata al meglio per l'opera di Dio. Noi siamo solo maggiordomi, governanti di quello che Dio vuole fare in mezzo a noi. E per questo chiediamo a Dio la luce per amministrare queste risorse economiche affinché possano essere usate veramente al meglio per la sua opera, che possano rendere un frutto che porterà molto, perché sappiamo quanto la Chiesa abbia bisogno anche di queste risorse e come attraverso queste risorse noi possiamo raggiungere più persone. Per questo motivo preghiamo in questo momento per le nostre decime, per le nostre offerte, sapendo che di riflesso in qualche modo porteranno benedizione anche alle nostre case. Padre, nel nome di Gesù in questo momento mettiamo a te ogni nostra decima, ogni nostra offerta, tutto quello che tu hai messo nel nostro cuore di portare oggi alla tua casa, non di malavoglia né per forza, perché tu ami un donatore gioioso. Sapendo, Signore, che tu hai grandi progetti da fare ancora in questo luogo, hai ancora tante anime da salvare. Noi oggi portiamo a te un po' della nostra fedeltà e un'adorazione che possa essere gradita a te, affinché tu possa fare la tua volontà appieno in questa chiesa, in questa città, in questa nazione e dovunque vuoi farci arrivare. Nel nome di Gesù, Signore, quindi benedici queste offerte, per mezzo di queste benedici ogni famiglia qua presente, qua rappresentata. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
sto decidendo se farvi alzare oppure no. Non sono convinto ancora se chiedervi di alzarvi oppure no. Ma sì, dai, alziamoci che c'è freddo, così ci scaldiamo un po'. Allora, sono molto agitato, non è la parola giusta, è molto ansioso, forse la parola giusta è ansioso, ma ansioso in senso positivo, perché io credo veramente che Dio oggi ci abbia dato un'opportunità e abbia più che altro creato l'opportunità affinché oggi potessimo sentire una parola magari un po' diversa, quantomeno da un predicatore diverso, che è la prima volta che porterà una parola in chiesa. E per questo sono molto ansioso, perché se veramente, come credo, Dio abbia mosso le acque affinché questa persona potesse predicare, credo che Dio aveva qualcosa di molto forte da fare nella nostra vita oggi. Quindi voglio chiedere al nostro fratello Rodrigo se può salire qua e ti ho fatto alzare, così possiamo pregare insieme per lui, indipendentemente che dopo anche lui voglia fare o no una preghiera. Preghiamo anche noi come Chiesa per lui, affinché Dio possa usarlo completamente e totalmente per portare a noi quella parola che lui vuole portarci. Non lui Rodrigo, ma lui, il nostro Signore Gesù, che ci ha portato qua questa sera per farci ricevere qualcosa di forte nei nostri cuori. Amen. Si può stendere la tua mano? Crediamo che le nostre mani c'è potere di benedire. Allora stendiamo la nostra mano verso di Lui, così che lo Spirito Santo possa benedirlo e che poi Lui possa benedire le nostre vite per mezzo del suo Figlio. Signore Gesù, in questo momento ascolteremo una parola che io sono certo venga da te e che per tua volontà oggi hai portato questo tuo Figlio su questo pulpito, Signore, affinché dal tuo fiume potesse arrivare qualcosa nei nostri cuori. Benedici quindi questa predicazione, benedici questo momento, benedici Rodrigo, Signore, che per mezzo di lui io e ogni mio fratello, ogni mia sorella qua presente possiamo essere benedetti, possiamo essere confrontati, possiamo essere provocati dalla tua parola, che io credo abbia qualcosa da parlare forte oggi nelle nostre vite. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Buonasera, pace a tutti. Stiamo in piedi un attimo, finché non sembra, ma io sto tremando. Non sembra, ma le mie gambe stanno tremando. Essere qui è prima di tutto un onore, grazie per la fiducia da parte dei pastori. Secondo lui Dio ha provocato questa situazione e quindi io mi fido. E niente di meglio che non svegliarsi il sabato mattina con una chiamata del pastore. Non c'è niente di meglio. Mentre tu bevi il tuo caffè dopo 2 settimane, dove ha avuto tante sfide, non solo esterne, salute, ma interne. E se potesse dire, questo è il peggior momento per me in cui lui darmi questa opportunità. Perché come ho detto a mia moglie prima, quando stavo ancora pensando, ho detto dammi mezz'ora. E lei fa, hai deciso? Ho detto no. Mi fa, ma perché? Ha detto non sei pronto? Ho detto no, la parola è pronta, perché la parola è parola di Dio, quindi è pronta, ma il predicatore no. E lei mi guarda e mi dice, allora non riguarda a te, riguarda a lui. E quindi io ero lì che bevevo il mio caffè dopo questa settimana, tranquillo, suona il telefono, il pastore mi dice, guarda è così.
ti va bene, dammi un attimo per pensare, ci ho pensato, ho riflettuto, ho avuto questo confronto, ho detto va bene, lo accetto. E ho scritto nel messaggio, vorrei dirti di no, ma non ci riesco. Perché ci sono cose nella vita che tu riesci a dire di no. Tu riesci a decidere sì o no, perché Dio ci ha dato questa possibilità. Ma ci sono cose che Lui ci costringe col suo amore, come dice Paolo, che tu non riesci a dire di no. Perché anche se io non sono pronto, ma la parola è pronta. Quindi io credo che Dio farà grandi cose. Amen. Chiudiamo i nostri occhi un attimo. Grazie Signore perché tu ci sei sempre. Grazie perché non ci lasci mai. Grazie perché tu ci conosci, Signore, meglio di chiunque altro. Grazie perché tu ci sei sempre con noi nei momenti buoni, in quelli meno buoni, in quelli in cui ci sentiamo pronti, in quelli in cui non ci sentiamo pronti per niente, ma tu ci sei. Perché tu ci hai detto che tu ci saresti stato e quindi noi ci fidiamo di questo. E io ti chiedo, Signore, io apro il mio cuore, tu conosci il mio cuore, conosci il mio vissuto, il mio passato, la mia vita. Anche se io cercassi di nascondere, tu conosci, come dice Salmi 139. Io ti chiedo, Signore, usa me, Signore, per parlare al cuore delle persone, dai miei fratelli. Ma affinché noi possiamo sentire una parola, non quella che vogliamo sentire, ma quella che abbiamo bisogno di sentire. Perché non possiamo essere mossi da quello che vogliamo, ma quello che dobbiamo fare per te. E per quello ti chiedo e ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen. Sedetevi pure. Ringrazio di nuovo i pastori per la possibilità, per la fiducia più che altro, perché è Lui che ci ciba. Io sono contento di far parte di questa chiesa da 1 anno e qualcosa, qualche mese che siamo qui. E guarda che meraviglia, le sue prediche, ci sono tante brave persone che predicano qui e siamo contenti per questo. E io credo che Dio farà grandi cose in questo anno che sta iniziando. E infatti, come dicevo prima, le mie settimane 2, dal 31, 30, è stata un po' così, malattia. Abbiamo attraversato il Capodanno in ospedale con Matteo, ricoverato, polmonite. E dopo è tornato a casa, e poi Luana, e poi Lucas, e poi tutti quanti. Abbiamo preso qualcosa, è stato le vacanze strane, diverse, ma tutto ha un proposito nella vita. E voi potete non credere a quello che vi dirò, ma ho anche litigato con mia moglie in queste 2 settimane. Non so se voi litigate ogni tanto, ma è successo anche quello. E questo mi ha fatto capire, perché ho detto, ma Dio, non è il Capodanno, il fine anno, l'inizio dell'anno che ho pianificato, che volevo fare, che volevo attraversare. Non era così, era diverso, era festa, mangiare. Ho anche litigato con mia moglie. Gli ho detto cose anche non tanto belle. E io sto aprendo il mio cuore a voi questa sera. Perché prima di partire io devo fare. E sapete che, come ho detto, non tutto quello che vogliamo e come vogliamo succede. A volte noi preghiamo per certe cose e non succedono. A volte noi pianifichiamo qualcosa e non succede. Succede a voi questa cosa? E poi tu dici, adesso sarà così, io farò così, io andrò di lì, andrò di là, ma non accade come pianifichiamo noi. Ma questo mi ha fatto pensare un po' e pensare. Infatti questa mattina, quando ho deciso io predico, la parola è già saltata nel mio cuore, perché ce l'avevo già.
in questi giorni Dio va costruendo, anche se non lo sappiamo perché. E io ho cominciato a pensare, se Dio rispondesse di sì a tutte le mie preghiere. Vi siete già fatti questa domanda? Se Dio dicesse di sì ogni volta in cui noi chiediamo a Lui qualcosa, pensateci un attimo. E vi faccio un'altra domanda. E se Lui dicesse di no ogni cosa a cui noi chiediamo a Lui? Sono due cose. Pensateci un po' alla vostra vita se Lui dicesse sempre di sì. Per ogni cosa, per ogni richiesta, per ogni preghiera che fate, pensando di fare la preghiera giusta, Lui dicesse di sì. Dove saresti in questo momento? Come sarebbe la vostra vita in questo momento? E se Lui dicesse no a tutto, come sarebbe la nostra vita? Vedete che c'è un equilibrio, che non è come vogliamo noi, ma è come vuole Lui. Io voglio leggervi Romani 8, versetto 26 e versetto 27. Romani 8, il 26 dice: allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Il versetto 27 dice: e colui che investiga i cuori conosce quale sia il sentimento dello Spirito, perché Egli intercede per i santi secondo Dio. Paolo ci sta dicendo che noi non sappiamo pregare. E la cosa è buffa, perché a volte noi chiediamo cose, come ho detto, e Dio dice di no, noi non lo capiamo, Dio non mi ha dato quello che volevo. E mi ha fatto ricordare, pensare a una cosa molto che mi fa molto ridere, che Sofia, la mia 02, lei ogni tanto a casa canticchia le canzoni che cantiamo in chiesa, però lei non capisce tutte le parole che diciamo qui. Lei segue la melodia, ma le parole a volte manca qualcosa. E c'è una canzone che facciamo qua che dice: bruciando tutti gli altri amori. Giusto? È giusto? Ecco, non sbaglio anche io. E lei ogni tanto a casa la becchiamo che canta: bruciando tutti ai lavori. E io la prima volta che ho sentito ho detto no. Ho detto ma... E Luana comincia a ridere e noi eravamo lì: ma come bruciando tutti ai lavori? E lei che ci guarda come dire: cosa state dicendo? Come dire, io sto cantando, perché lei quando canta, a volte faccio dei video, mando sul gruppo che lei canta, è bellissimo vederla. E lei cantava con le mani così, bruciando tutti ai lavori. All'inizio ho detto, volevo rimproverarla, a dire no, non è così. Ho detto, aspetta un attimo. E se lei sta dicendo bruciando tutti ai lavori, nel senso che lo Spirito Santo brucia noi mentre noi lavoriamo? E quindi Dio mi ha fatto ricordare questa cosa, perché lei forse non sa esattamente quello che sta cantando, ma Dio lo sa, perché Dio conosce il suo cuore, Dio conosce la volontà che Lui ha per lei. E Lui conosce quando lei si mette a disposizione per lodare Lui, anche se il testo non è giusto, ma il cuore è giusto. Anche se il testo non va bene, anche se il parlare non va bene, anche se le note non vengono fuori come dovrebbero, ma il cuore, sì, è quello che importa. Io non sto dicendo che tu non debba studiare, fare le cose per bene. Sto solo dicendo che se non abbiamo un cuore non ha senso avere il resto. Che se non capiamo perché stiamo qui non ha senso essere qui. Che possiamo anche cantare bruciando tutti ai lavori, che sembra una cosa un po' orrenda, ma Dio lo sa quello che lei vuole veramente dire. E abbiamo appena letto, noi non sappiamo neanche pregare.
Perché se Lui dicesse di sì a tutto quello che vogliamo, saremmo stati rovinati già da tempo. E se Lui dicesse di no a tutto quello che chiediamo, saremmo stati rovinati già da tempo. Amen. E nella Bibbia troviamo tante storie. Io ho preso alcune solo per dare e rendere l'idea di un popolo, il popolo di Israele, che viene scelto da Dio. Viene dato un nome a questo popolo. Era il popolo di Dio, il popolo di Israele. E Lui libera questo popolo dall'Egitto, li tira fuori dall'Egitto. Però Lui non voleva soltanto toglierli dall'Egitto, voleva portare da qualche parte. Perché quando Dio ci toglie da qualche posto, Lui non ci lascia così. Lui vuole portarci da un'altra parte. Quando Lui ci toglie da qualcosa, Lui vuole dare qualcos'altro. Quando Lui toglie qualcosa, Lui vuole dare qualcos'altro. E a volte noi ci prendiamo a quelle cose passate, vecchie, che sono già passate. Lui ci sta dicendo: guarda che sono cose nuove. E succede quel popolo che esce dall'Egitto, dove erano schiavi, dove erano oppressi. E Dio dice: lo date a me, andate nell'esercito, lo date a me. E il popolo comincia a mormorare e dire: ah, ma qua mangiamo solo la manna e non c'è niente, non c'è la pasta, non c'è la pizza, non c'è questo, non c'è quello. E comincia a mormorare, e Dio del cielo che guarda: ma guarda che lì eravate schiavi, avete capito? Eravate schiavi. Io vi ho liberati per vivere secondo quello che voglio io. Ma non c'è la carne. Vogliamo la carne. E Numeri 11, versetto 18 dice: dirai al popolo: santificatevi, perché domani mangerete della carne, poiché avete pianto alle orecchie del Signore, dicendo: chi ci farà mangiare della carne? Stavamo bene in Egitto. Ebbene, il Signore vi darà quella carne e voi ne mangerete. Versetto 19: ne mangerete non per un giorno, non per 2 giorni, non per 5 giorni, non per 10 giorni, non per 20 giorni. Versetto 20: ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e ne proviate nausea, poiché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a Lui dicendo: perché mai siamo usciti dall'Egitto? Qui è un esempio dove la preghiera Dio risponde con un sì. È quello che vuoi, allora sì. Non era la volontà di Dio, ma era la volontà del popolo. E quindi Dio concede. E loro mangiano finché usciva la carne dalle narici. Non riesco neanche a immaginare com'era, ma era la volontà del popolo, non quella di Dio. E quindi il popolo prega, chiede a Dio carne e Dio dà. Ma non tutto quello che è buono ai nostri occhi ci fa bene. Non tutto quello che è buono per noi ci fa del bene. Giusto? Sono tante cose buone nella vita. Amen? Il mangiare, una bella pizza, brioche, a chi piace. A me piace la brioche con la crema o cioccolata quando la mangi. Il pistacchio, ho sentito così. La grigliata, la costella, vero pastore? Ma se mangiamo queste cose ogni giorno è buono, ma non ci fa bene. Il sì di Dio ci sembra buono a volte, ma non ci farà e non ci fa bene. Forse non capiamo perché noi non vediamo coi suoi occhi, noi vediamo coi nostri. Quindi noi facciamo i nostri piani, i nostri progetti, preghiamo e mettiamo il nome di Dio a volte solo per dare l'ok, come se noi stessimo seguendo la volontà di Dio. Ma no, abbiamo pianificato tutto, abbiamo messo Lui alla fine. Ho pianificato tutta la mia vita. Non tutta, ma alcune cose sì. E alla fine dico, no,
sarà come Dio vuole, ma dentro di me dicendo spero che Lui non cambi niente di quello che ho deciso di fare, perché quello che ho deciso secondo me è meglio. Sapete qual era il mio piano quando avevo 18 anni? Ho compiuto 18 anni a luglio, a novembre ho fatto il mio passaporto, sono andato a vivere a Londra, da solo con un zio che era lì e va bene. E quando sono arrivato lì, libero, solo, non c'erano i genitori vicino, Londra. Sono nato in una famiglia cristiana, ok? Sono cresciuto in una chiesa cristiana. E quando arrivo lì comincio a vivere la vita, a lavorare, via, ok? Non sto a raccontare i dettagli, se no. Però è arrivato un punto nella mia vita che ho detto, sai cosa? Mi sposerò più o meno con 35 anni. È così che lo fanno tutti. Prima voglio godere la mia vita. Voglio fare quello che voglio io. E quindi ho cominciato a fare delle cose... Amen, per questo. Sono passate. Ho detto, mi sposo con 35, forse, se trovo qualcuno o qualcuna nel caso che... Avevo tutta una set list che sia così. Come vedete, non è successo questo. Grazie a Dio che non succede tutto quello che pianifichiamo, perché oggi non avrei forse Sofia per cantare bruciando tutti ai lavori. E questa è la gioia più grande del mondo. Io oggi ne ho 37 e ho 3 figli sposato da 12 anni, quindi completamente diverso da quello che avevo pianificato io. Grazie a Dio per questo. Grazie a Dio che Lui ha guardato i miei piani e ha detto no. Grazie a Dio che Lui ha guardato me e ha detto questo qua non sa cosa vuole. Grazie a Dio che Lui ha guardato dentro di me e ha detto io ti conosco, io so cosa ho per te e se faccio secondo la tua volontà ti rovini la vita. Grazie a Dio perché Lui mi ha detto di no. Esodo 3, versetto 7, dice, il Signore disse, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, infatti conosco i suoi affanni. Versetto 10, or dunque va, io ti mando dal faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo. Ossia, prima che Dio dicesse di sì per le quaglie, per la carne e il popolo, Lui aveva già detto di sì al popolo che pregava, però un po' prima che loro cominciassero a mormorare nel deserto, un po' prima loro avevano il cuore secondo la volontà di Dio e loro pregavano, Dio ci liberi di questa cosa. E la preghiera di questa gente, di questo popolo è arrivata a Dio e in questo caso Dio ha detto di sì, ma questa era la volontà di Dio. Perché quando noi preghiamo la volontà di Dio, allora Lui sì risponde secondo la sua volontà. E questo sì di liberare dall'Egitto il suo popolo era la sua volontà. Però arriva un po' dopo, come abbiamo visto, il popolo comincia a seguire le proprie strade e comincia a lamentarsi. E Dio di nuovo dice di sì, ma questa volta non era la sua volontà. Voi potete chiedermi, ma cosa è successo a questa gente che ha mangiato tutta quella carne? Sono morti. Non sono arrivati dove Dio voleva che loro arrivassero. Come ho detto, non tutto quello che è buono ci fa bene. Le verdure a me non piace più di tanto. Preferisco i gelati, però non mi fa bene. E la parola buono nella Bibbia, nella Genesi, vuol dire portare
benefici appropriati, vuol dire eccellenza, vuol dire utilità. Quando Dio dice di sì e ci dà qualcosa di buono secondo la sua volontà, è perché è utile per noi. E se noi a volte chiediamo qualcosa a Lui che a noi sembra buono, ma non è utile per noi, è meglio che Lui dica di no. Perché la bontà di Dio vuol dire utilità. La bontà di Dio vuol dire utilità. Nella Genesi troviamo Dio che crea l'uomo, che crea la donna, che crea le cose, mette in ordine tutto l'universo e Lui dice è buono. Lui non sta dicendo soltanto è buono perché ha un gusto buono, perché è bello da vedere, perché è bello da contemplare, anche se anche quello, ma Lui sta dicendo che è buono perché Lui intende dire che è utile che ci siano gli animali, l'erba, il sole, la luna, io, te. Quindi se tu sei qui, e se tu sei qui questa sera è perché tu sei utile per Dio. E se Lui ci concede delle cose è per l'utilità del suo regno. È per quello che a volte preghiamo e chiediamo delle cose che non ci farà del bene, perché Dio guarda noi dal cielo e dice questa cosa se te la do non è utile per il mio regno. E noi non viviamo per noi stessi, noi viviamo per Lui. Noi non viviamo per fare la nostra volontà, noi viviamo per fare la sua volontà, ossia essere utili. Amen? Quindi ripeto la domanda, dove saresti se Dio ti dicesse di sì sempre? Dove saresti se Dio dicesse di no sempre? Riflettiti un attimo. Come dicevo, grazie a Dio che non ha ascoltato la mia preghiera, le mie volontà, la mia volontà quando ero più giovane, di voler sposarmi con 35 anni e fare questo, quell'altro. Grazie perché ho ascoltato la preghiera forse dei miei genitori che pregavano sempre, che vedevano che io stavo andando un po' per una via che non era quella giusta. Quindi pregavano per me. Io ti chiedo di nuovo, prima di continuare, dove saresti tu se Dio dicesse sempre di sì? E dove saresti tu se Dio dicesse sempre di no? Io ho la mia risposta. Quello che sono arrivato a dire, mi sa che io sarei in un acquario. No, c'è già. È da tanto che qua? No? Tempo fa, a maggio, non lo so, mesi fa, è arrivato Lucas da me e ha detto, papà, prendiamo un cagnolino. E io che lo guardo dico, ma sì, siamo già in pochi, prendiamo ancora un cagnolino e Sofia che vuole un gatto e fra un po', non lo so, dove andiamo a abitare, una fattoria, perché siamo già in 5, poi... Però mi ha fatto tenerezza, perché lui, perché sai, perché la nostra vicina ce l'ha dei conigli e via. Ma no, figlio, ho spiegato un attimino, un cane, dobbiamo qua e là, sono riuscito a convincerlo. Però è passato dei giorni, lui che comincia di nuovo, papà, ma non lo so, un gattino. Ho detto, devo trovare una soluzione. Ho detto, pensando di essere furbo, ho detto, che ne dici se prendiamo dei pesci? E lui mi guarda e mi fa, pesci? Perché testa mia,
non conoscendo niente a riguardo, ho detto: i pesci lo metti in acqua e li lasci lì. E io ho convinto lui di questo. Ho detto: prendiamo un pesce, non so, 2, 3, li mettiamo lì, ma guarda che bello, così puoi parlare, dai i nomi. E lui: va bene, ok. E siamo andati a prendere dei pesci, abbiamo preso dei pesci, abbiamo preso un acquario, abbiamo preso... Però prima di partire, quando abbiamo visto su internet quanto costa un acquario, c'era un prezzo. Poi arrivando lì, non conoscendo niente, c'era la commessa: prego, cosa volete? Un acquario, ok, prendiamo l'acquario. E lei fa: ma non portate anche, come si chiama? Il filtro? Ma filtro? Per cosa? Lei fa: bisogna mettere il filtro. Come fai ad avere un acquario senza un filtro? E lei ci ha spiegato cosa. Va bene, prendiamo questo filtro. Ma che pesce volete? Ho detto: non lo so, qualsiasi pesce, uno di qualsiasi. Lei fa: ma ci sono pesci d'acqua dolce, i pesci d'acqua salata, e ci sono dei pesci che vivono solo nella temperatura elevata, 26 gradi in su. Ho detto: ma no, pentolino, pesce dentro e siamo a posto, non vuoi tutte queste cose qua. E lei ma Lucas, io volevo i pesci, mi ha detto i nomi, non mi ricordo più. Lei fa: questo deve comprare anche quello per riscaldare l'acqua. Ho detto: no, a questo punto passiamo da 20 euro, non lo so. E lei fa: ma è lui che mi guarda con quella faccina, e io sono un papà molto duro, dico sempre di no. Ho detto: va bene, dai, prendiamo questi pesci, questi riscaldatori d'acqua, filtri. Ma c'è anche il cibo. Vabbè. E il pesce che ha scelto il tuo figlio non può stare da solo. Vabbè, allora prendiamo un altro. C'è un altro che fa non lo so, non sto qui a spiegarti. Alla fine siamo usciti con 6 pesci e arrivo a casa, non riuscivo a montare neanche l'acquario perché non sapevo che c'era tutto questo lavoro. E cominciamo a fare, mettiamo nell'acqua e tutto, e poi prepariamo, mettiamo i pesci dentro. Contento ero, soddisfatto. Ho visto l'acquario bello, i pesci che nuotavano, tutto funzionava, ben a posto. Giorno dopo 2 pesci morti. 2 pesci morti. E Luana che cercava di confortarmi, dire: no, forse erano già malati quando erano lì. Ragazzi, non sappiamo prendere cura dei pesci. Per me sembrava una cosa facile, ma non lo è. Erano morti, Luca, cosa non lo so, e via. E altri 2 morti. Ha preso 2 belli gup, si chiamano così. È morto uno di quei belli, costosi. No, c'è qualcosa che non va, e via. Va bene, abbiamo preso altri pesci. Perché prima di mettere i pesci tu devi preparare l'acqua. Non puoi prendere l'acquario, mettere l'acqua dentro e mettere i pesci subito. Bisogna preparare l'acqua. Ci sono anche dei prodotti che devi mettere per attivare batteri. Alla fine bene, ok, abbiamo capito, ok, abbiamo messo i pesci 1 settimana, 2, vivi, ce l'abbiamo fatta. Però l'acqua continuava a sporcarsi in continuazione. Non sapevamo cos'era. E io pulivo ogni settimana, 2-3 giorni, non vedevi i pesci dentro. C'era tutto scuro, non lo so cos'era. Eravamo già lì, ho detto: molliamo, lasciamo stare questo acquario, buttiamo via. Ho detto: no, perché sono un po'... No, devo sapere cosa succede a questi pesci. Torniamo al negozio. Dopo settimane, pulendo quasi 2 giorni, togliendo tutto, perché l'acqua era piena di cose verdi, non lo so. Ma non è possibile. Arriviamo lì e cominciamo: non c'è qualcosa per l'acqua, per pulire l'acqua? La signora ci guarda come dire: no, non c'è, ma cosa succede? Ho detto: è così. E lei fa: ma la luce dell'acquario la lasciate sempre accesa? Ho detto: sì, sempre. Ma come? Sempre accesa, 24 ore su 24. Ma sei matto? Ho detto: non lo so, non vuole vedere i pesci.
Ma la luce fa male all'acqua, perché la luce tira fuori tutte le alghe, l'impurità dell'acqua. Ho detto, no, ma come? La luce fa male all'acquario? Non è possibile. Le fa sì, massimo 6 ore al giorno la luce deve essere accesa, perché se no la luce sull'acqua tira fuori tutta l'impurità dell'acqua. Io ho cominciato a pensare, ho detto no, va bene, cominciamo a sistemare questa cosa e vedere se alla fine accendiamo le luci soltanto un po' alla volta, un po' quando diamo da mangiare, accendiamo. E poi sono passati dei mesi, abbiamo preso mano della situazione, abbiamo cominciato a capire come funzionava. Non sono morti più pesci? Alleluia. Gloria a Dio, mi ha detto. Perché costano. E quindi eravamo contenti. E poi sta settimana succede che ho visto un po' di sporcizia, ho detto pulisco sto acquario, ho pulito l'acquario, ho rimesso l'acqua, dopo mesi, 4-5, senza che neanche un pesce morisse, ho pulito l'acquario, il giorno dopo 2 erano morti. E Luana di nuovo che cerca, no, forse erano vecchi, no, perché non sappiamo fare. Alla fine va Luana con Lucas, prende un altro pesce, altri pesciolini, va bene, torna a casa, arriva a casa. In 3 ore uno dei pesci stava male, nuotava di lato e non rispondeva. Ha detto morirà. Ho cominciato già. E noi eravamo tutti lì intorno all'acquario, e Luana, e Lucas, e Sofia, e anche Matteo che sbatteva tutto. Ho detto sto pesce. E Luana va, guardiamo su internet, cosa fare? E lei guarda su internet, ok, facciamo così, deve prendere una bacinella a parte, mettere dell'acqua, un po' di sale grosso, pochissimo sale, mette questo pesciolino, forse ha un'infezione che così guarirà, perché il sale tira fuori tutta l'infiammazione del corpo del pesce. Ho detto, stiamo diventando bravi. Ho preso una bacinella, abbiamo messo il pesce e è ancora là, a casa mia, se andate adesso c'è l'acquario, c'è una bacinella con il pesce dentro, il sale grosso, perché si sta guarendo. E abbiamo pregato anche. E tu puoi guardarmi e dire cosa c'entra con tu ti troveresti in un acquario se Dio dicesse sempre di sì o sempre di no. Non so se avete capito, ma quando noi controlliamo l'acquario, noi dobbiamo pensare a tutto. Quando noi controlliamo la nostra vita, noi dobbiamo pensare a tutto. Non pensare che quando vuoi il controllo della tua vita, ci sarà Dio a controllare la tua vita. Sarai te, sarò io. E per quello che ho detto che io mi sento in un acquario, mi sarei stato messo in un acquario, perché se io voglio il controllo della mia vita, io devo controllare se c'è l'acqua pulita. Io devo controllare se la temperatura va bene. Io devo controllare se c'è il cibo abbastanza. Io devo controllare che non ci siano, c'è anche questa, non ci siano specie diverse nello stesso acquario, si uccidono a vicenda. Quindi ci sono tante cose da vedere. Non è una questione di io voglio fare come voglio io voglio quello che mi pare che sia giusto per la mia vita. Perché quando diciamo così, noi stiamo dicendo a Dio, guarda Dio, stai qua nell'angolino della mia vita, che adesso io faccio come voglio io. Mi sposo con 35, io vado a vivere qua, vado a vivere là. E Dio dice, no, fai come vuoi. Ma attenzione, perché la temperatura dell'acqua la deve vedere te. Se c'è il cibo abbastanza, deve vedere te. Ma tu sei il provvedore. Lo sono e sono qui, ma se tu hai preso in mano il controllo della tua vita, ci penserai te, spero. Però i primi mesi che cominciamo a controllare la nostra vita, ce ne accorgiamo che non è la cosa migliore. Anche se ci fa tanto male a volte rinunciare al nostro ego, al nostro orgoglio, al nostro modo di fare, non è la cosa migliore da fare.
Perché non siamo stati creati, non siamo nati per vivere in un acquario. Ah, ma sembra bello, sì è bello. Ah, è uguale un fiume, non è uguale. È simile, ma non è uguale. Perché nell'acquario ti prendi la cura della tua vita, la prendi te, tu controlli la tua vita. Ma devi controllare tutti questi dettagli che vi ho appena elencati. Con il rischio anche che se tu sbagli, non dare la colpa a Dio. Se tu sbagli, non dare la colpa a Dio. Perché Dio vuole il tuo bene, quello che ti fa bene. Ma io voglio solitamente quello che... ma non è quello che Dio vuole. Questa settimana, come dicevo all'inizio, ho pensato a cose brutte. Ho detto giorni, pressioni, l'acquario era sporco, i pesci che morivano. Ho detto no, Dio no. Io quest'anno inizierò così, farò così. E come ho detto quando abbiamo litigato io e lei, ho detto delle cose che non avrei dovuto. Ho detto io adesso da oggi in poi sarò un marito secondo quello che penso io che sia giusto per noi. Perché ero arrabbiato, la pressione, l'acquario era sporco. Quindi anche approfitto per chiedere perdono a mia moglie. Lei non mi ha chiesto niente, ma io chiedo perdono anche a un fratello che è qui, che mi ha chiamato. Io non ho voluto rispondere a lui e lui sa chi è. Volevo controllare le mie cose. In questa lista che ho fatto per quest'anno non c'era essere qui a predicare per voi. Era l'ultima cosa che ho pensato. Perché volevo... Ma Dio ha lavorato nel mio cuore, ha parlato nel mio cuore, stamattina ha confermato nel mio cuore. Ho detto non sei nato per vivere in un acquario. Sei nato per vivere in un fiume. Non ti ho creato per stare rinchiuso in un posto dove sembra tutto bello, dove sembra che tu abbia il controllo. Ti ho creato per stare in un fiume dove le acque... Ah, ma è rischioso. Ma se lui ti ha detto di stare in un fiume e se ti ha messo in una situazione, sarà lui a proteggere te. Allora non hai più bisogno di controllare niente. Se lui ti ha detto qualcosa e tu ubbidisci, sarà lui a rendersi conto a lui stesso. Perché se lui ti toglie da una posizione, da una situazione per portarti in un'altra che lui vuole, e se lui vuole, Shekanamas, non c'è niente che può impedire. Ma quando è lui che ha il controllo, ma nel fiume è pericoloso, è certo che è pericoloso. E nel fiume il fiume scorre, ci sono delle pietre, è irregolare, il terreno non è semplice. Ma lui non ha detto che sarebbe stato semplice. Lui ha detto che sarebbe stato possibile. Perché in lui ogni cosa è possibile. Non ha detto che sarebbe stato facile venire qui in questa nazione. Non ha detto così. Ha detto vai che io sarò con te. Come ha detto ad Abramo, esci da lì e vai da una parte, in un posto dove io ti porterò. Ma dove? Dov'è la strada? Ti farò vedere mentre vai. Ma come farai vedere mentre vai? Io non parto se non mi mostri la strada. No, vai. Finché cammini io ti mostro la strada.
Ma adesso ti guardo io, ma Dio, e se nel fiume mi manca il cibo, provvedo io, Sarò io a provvedere, ma se manca il lavoro, ma sarò io a provvedere. Adesso il controllo è nelle mie mani. Non è facile, non è semplice, ma è possibile. Non so cosa stai vivendo, non conosco tutti qui, conosco alcune storie. E c'è una persona che conosco che ha cantato qui una canzone che parla di fede. Non so se la conoscete, ma ha una storia non semplice. E vedere lei qui che canta sulla fede. Cari, questa non vive in un acquario. Non vive in un acquario. Questa vive in un fiume. Un fiume che corre, irregolare. A volte la temperatura è fredda, stai per ghiacciarti. Ma ricordi di Sofia che canta bruciando tutti ai lavori, quindi ti riscaldi. E c'è il fuoco dello Spirito che riscalda. A volte ci sono dei predatori e ci saranno dei predatori. Perché se non fosse Dio, i nostri nemici ci avrebbero già mangiati vivi, dice Salmo. E tu puoi dire, ma io non vedo tutte queste cose, forse perché non riconosci, ma Lui fa per te. E tra l'acquario e il fiume c'è una via. Tra l'acquario e il fiume c'è una via. O sei da una parte o sei nell'altra. Come ho detto, io ho già fatto così. Voi non credo, ma io sì. Di fare i piani della mia vita come se vivessi in un acquario e poi mettere Dio solo per dare l'ok di quello che voglio fare io. Ma non è così. Dio non ci vuole così. Dio ci vuole dipendenti da Lui. E quindi tra l'acquario e il fiume c'è un cammino, c'è una via. Giovanni 14,6 dice: Gesù gli diceva agli apostoli: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E io vi dico di più, non è qualunque via, non è una delle tante vie, perché qui Giovanni non sta dicendo guarda, ma vediamo, facciamo così, vedi un attimo, se ti va bene c'è un'opzione di vita, se ti va bene, scelta tua. Non vuoi più vivere nell'acquario dove controlli tu, dove fai tutto te, che non è semplice, c'è una via. Ma Giovanni non dice che è un'opzione, dice che è l'unica. Non è una delle tante vie, è una sola. Non ci sta dicendo scegli tra queste vie. Se vuoi vivere nel fiume di Dio è una sola via. C'è un solo modo. Non ce ne sono altri. Non ci sono altre opzioni. È una sola, è una via, è un modo. È Gesù Cristo. È Gesù Cristo. E la cosa bella è che non leggerò tutto, ma Ezechiele 47 ci racconta del fiume che il profeta vede scende alla destra del trono, e vede questo fiume che all'inizio va sulle caviglie, dopo sulle ginocchia, dopo sui fianchi, dopo sul petto, però arriva un punto dove
Versetto 5 dice: ne misurò altri 1000, era un torrente che io non potevo attraversare, sta dicendo il profeta, perché le acque erano ingrossate, erano acque che bisognava attraversare a nuoto, un torrente che non si poteva guardare, ossia non si poteva camminare, perché questo torrente ti portava via. E ti portava dove? Dove vuole Lui. Finché tu riesci a camminare con le tue gambe, Lui non ti guiderà, perché avrai sempre la tentazione di decidere secondo la tua volontà. Quindi quello che Dio sta dicendo al popolo, sta dicendo: guardate, potete stare nel fiume fin le caviglie, ma io voglio che voi stiate dentro tutto, mollate tutto, buttatevi in questo fiume. Mollate quell'acquario lì che controllate tutto, buttate in questo fiume che sono io. Finché non potete più camminare, soltanto nuotare. Giovanni 14, versetto 7. Gesù sempre dicendo agli apostoli, dice: se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Versetto 8, Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Versetto 9, Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dice mostraci il Padre? Loro stavano camminando con Gesù, vedevano tutto quello che Gesù faceva. E ci arriva un punto nella vita che Filippo guarda Gesù: mostraci il Padre. Gesù dice: guarda che se tu sei in me, se tu hai visto me, tu hai visto il Padre. Quindi tu puoi chiedere: ok, se io sto nel cammino, sono anche nel fiume? Certo, perché il cammino, Gesù ti porterà di sicuro a Dio, al fiume. Se tu metti Gesù nella tua vita, di sicuro Lui ti porterà a vivere una vita di fiume. Non c'è un'altra via, solo una. È solo una. E forse Filippo in questo caso sembra a me alcune volte che sono già trovato in situazioni dove riconosco di avere cose a cui ho pregato tanto tempo fa, ma mi sono dimenticato. È già successa questa cosa? Mi ricordo quando sono arrivato in Italia, io, come alcuni, non tutti, ma alcuni, hanno attraversato, io sto parlando del 2009, i documenti, e casa, residenza, e tutta questa... E mi ricordo tante cose che pregavo, e andavamo in chiesa a chiedere: dai, chi vuole pregare perché la cittadinanza venga fuori? Ero lì perché mi serviva la cittadinanza per lavorare. Vi racconto perché non mi conoscete, ma io sono anche stato arrestato in Italia perché non avevo documenti. Sono finito nel carcere. E lì io pregavo: Dio, voglio la cittadinanza, mi serve, se no mi mandano via. E mi sono accorto che oggi ho tante cose a cui ho pregato tempo fa e manco dico un grazie a Dio. È come Filippo che guarda Gesù e dice: ma mostraci il Padre. Ma Gesù li guarda e dice: ma come mostraci il Padre? Tutti i miracoli che stai vedendo, tutte le cose che stai contemplando con i tuoi occhi, e tu mi chiedi di farti vedere il Padre. È come me a volte che mi lamento di cose che ho pregato per avere tempo fa, ma mi sono scordato. Allora il problema non è con Dio, il problema siamo noi, cari. Mi dispiace dirvi questa verità stasera. Dio è perfetto, Dio è buono, Dio è buono. Devono succedere allora solo tutto quello che voglio? No, Dio è buono. Dio è buono e Lui ci ascolta. Ma Lui mi dice di no, io ho chiesto questa cosa, mi ha detto di no. Forse la domanda, la richiesta era sbagliata. Forse dobbiamo cambiare la richiesta. Alziamoci in piedi.
che vado verso. Io vi leggerò è ancora tutto in portoghese perché sono cose che ho pensato e che ho scritto mentre ero arrabbiato. Io vi voglio leggere e non mi vergogno neanche perché Dio è buono. Io forse non tanto a volte, ma Dio è. E quando Lui mi ha dato questa parola e mi ha confermato nel cuore, ho cominciato a pensare a tutte quelle cose che avevo pensato in questi giorni. E alcune frasi ho scritto in portoghese, ma cerco di tradurre, vediamo se. Dio, sembra che tutti sono felici tranne me. Sembra che tutti realizzano i loro sogni tranne me. Sembra che tutti stanno bene tranne me. Ho voglia di fermarmi, Dio. Non sarebbe più semplice mollare tutto? Mi fermo qui perché e Dio ha detto nel mio cuore: adesso tu sei nel fiume, comando io, ti guido io. Non è facile, ma è possibile. E tu puoi pensare: ma no, perché tu non mi conosci, non sai quello che ho attraversato, che vivo, non sai le mie problematiche, non lo so, e se sapessi forse non potrei neanche aiutarti se non pregare per te. Ma Dio ti conosce e Lui sa le angosce che hai dentro di te, perché Lui ti conosce. Lui sa quando ti svegli, quello che pensi, quello che immagini, quello che pianifichi per la tua vita. E con questo non sto dicendo che tu non devi fare dei piani per la tua vita, ma lascia sempre uno spazio in bianco. Fate i vostri piani, ma lasciate uno spazio in bianco affinché Lui possa entrare e continuare a scrivere. Avete dei sogni, e ce l'ho anche io, abbiamo dei sogni e possiamo sognare, ma lasciamo uno spazio affinché Lui possa entrare e tirarci fuori se necessario. Pianifichiamo la nostra vita, tutto quanto, ma lasciamo uno spazio affinché Lui possa venire e tirarti fuori da lì se non è la sua volontà. Possiamo sì guardare il 2026 e dire: quest'anno io farò questo, quell'altro, ma fare come Gesù. Guarda, Gesù, Dio, per la mia volontà passa da me questo calice, ma soprattutto sia fatta la tua volontà. Che possiamo sì pianificare il nostro anno nuovo e facciamolo, ma che non mettiamo Dio alla fine ma all'inizio di tutto. Dio, adesso scriviamo insieme quello che vuoi da me, quello che vuoi della mia casa, quello che vuoi della mia famiglia, perché io voglio vivere in questo fiume. Ma è difficile, sì, ma Lui è con noi e Lui ci ha detto che sarebbe stato con noi. Giovanni 16,7, non vi leggo, ma Lui ha detto: guarda, conviene che io vada, ma io non vi lascerò soli, vi lascerò il Consolatore, vi lascerò lo Spirito Santo, io sarò con voi tramite lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo in greco vuol dire parakletos. Parakletos vuol dire aiuto, vuol dire avvocato, vuol dire soccorso, vuol dire tutto quello che hai bisogno c'è nello Spirito Santo che è dentro di te. E ti dico ancora di più, adesso non sei soltanto uno che vive in un fiume che scorre. Da dentro di te
ha detto Gesù. Giovanni 7,38, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiume d'acqua viva sgorgeranno da dentro di te. Non soltanto vivi in un fiume dove Lui ti comanda, Lui controlla e guida e ti aiuta e ti fa tutto per te. Tu sarai un fiume, sgorgerà da dentro di te un fiume d'acqua viva. Quello che Dio mi insegna è perché Lui deve trasformare me per trasformare gli altri attraverso la mia vita. Se faccio come voglio io, Lui non trasformerà nessuno attraverso me. Ma se viviamo in Lui, Lui si manifesterà in noi. Se siamo guidati da Lui, Lui guiderà noi. E se noi viviamo in questo fiume, da dentro di noi sgorgerà un fiume d'acqua viva. E le persone che saranno intorno a noi, ai nostri lavori, come ha detto Sofia, forse saranno bruciate sì ai lavori, ma non col fuoco che conosciamo come elemento, ma col fuoco dello Spirito Santo che è in noi. Sei Damaso, chiude i tuoi occhi in questo momento. Gesù dice anche: voi siete il sale della terra. Mi ha fatto pensare nel sale grosso che ho dovuto mettere per cercare di guarire il mio pesciolino. E mentre Luana leggevo, ho detto: ecco qua. E lei mi guarda: cosa? Ho detto: vedi, dobbiamo mettere il sale sull'acqua per togliere l'infiammazione. E lei: sì, ok. E quindi noi siamo sale. Ah, ma queste persone non cambieranno mai. Certo, loro non conoscono Dio. Sta a noi essere sale, per assaporare, saporire, sì, per conservare, sì, ma anche per togliere l'infiammazione dei posti, nei luoghi dove calpestiamo i nostri piedi. Perché noi siamo stati chiamati non per essere trasformati, ma per trasformare. Come vedete, il pastore predica, fa non per dire: oh, c'è un problema qui, ma per dire: oh, dov'è il problema? Risolviamo questo problema. Chiudiamo i nostri occhi. Grazie Dio. Grazie perché ci sei. Grazie perché sei buono. Grazie perché ci parli. Grazie perché ci costringe quel tuo amore benevolo a fare le cose utili per il tuo regno, non per la nostra volontà, ma per la tua volontà. Grazie Signore, io ringrazio per la Chiesa, per i miei fratelli, per i pastori, per tutta questa gente che è qui questa sera, quelli che ci guardano. Grazie Signore, perché ci hai tolti da un posto e ci hai messo da un altro per trasformarci, affinché noi possiamo trasformare. Quindi guida ognuno di noi nelle nostre debolezze, Signore, perché tu sei l'aiuto necessario, tu sei l'avvocato, tu sei quello che guida, che insegna, che ci fa ricordare, che ci abbraccia, che ci guarisce. Tu sei il tutto, Signore. Tutto ciò che abbiamo bisogno è in te, Signore. Tutto ciò che abbiamo necessità è in te, Signore. Il cuore che dobbiamo avere è solo con te, Signore. La vita che dobbiamo avere è soltanto in te, secondo la tua volontà. Per questo ti chiedo, Spirito Santo, vieni nei nostri cuori questa sera e ci tolga da questo acquario dove controlliamo tutto, affinché possiamo buttarci in questo fiume meraviglioso che sei tu, Signore. E tu ci guiderai dove tu vuoi. Tu ci guiderai dove tu vuoi. Io approfitto in questo momento per chiedere se come me c'è qualcuno questa sera che stava controllando troppo la propria vita. Non vergognarti. Io ho aperto il mio cuore, ho chiesto perdono a mia moglie davanti a voi. Vi rendete conto? Non era più facile fare a casa? Ma certo. Voi mi avreste visto qua, guarda il predicatore,
non litiga neanche con la moglie. No, ho litigato, ho detto cose brutte, ho chiesto perdono davanti a voi. Se c'è qualcuno questa sera che facendo una riflessione capisce che sta controllando un po' troppo, che deve e l'ansia, e controllo l'acqua, e la temperatura, e questo, io ho una notizia per te: non hai bisogno di vivere così, non hai bisogno. Hai la via, il cammino. Chi è qui questa sera che sta solo dicendo vieni da me. Tutti quelli che siete stanchi, tutti coloro che sono stanchi, Lui è l'unico che ci può far vivere una vita piena. Quindi ti invito, vieni avanti, preghiamo insieme a me. Sono stato il primo a dire: io ho bisogno di mollare un po' il controllo, io ho bisogno di Sheikha Namasoko Rimas. Canta sonine come Sheikha. Alleluia, 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 alleluia. Tu che io desidero, Sheikha, fonte di vita che mi salvò. Santo, santo, santo. Dono di Dio, il Il Messia, Messia, tu sei, oh sì, ciò che io desidero, Sheikha Manasoko Nerema, la fonte di vita che mi salvò. Dono di Dio, il Messia, il mio, tu sei, ciò che, tutto ciò che voglio, Sheikha Manasoko, la fonte di tutto ciò che io ho bisogno. mi salvò. Il dono di Dio, tu sei, ciò che io desiderò. La fonte di vita mi salvò. Il dono di Dio, Il Messia, il tu mio sei, ciò che ciò con la mano soccorre la fonte di vita che mi salvò. Il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. tu sei ciò Che che io desidero, oh sì, la fonte di vita che mi salvò. Dono di Dio, io voglio bere, io voglio bere del tuo fiume, Signore. alleluia. Sazia la mia sete, pulisce il mio cuore. Io morirò nelle tue onde.
chiedere, tu che sei lì ancora, alzate le vostre mani verso questi fratelli, le nostre sorelle che sono qui davanti. Ah, Dio, tu sei. Tu sei ciò che noi desideriamo, Signore. Tu sei il nostro tutto, Signore. Tu sei tutto ciò che abbiamo bisogno, Signore. Tu sei la fonte di vita, Signore. E noi come Chiesa preghiamo per questi fratelli, per il fratello che sta predicando, affinché possiamo vivere secondo la tua volontà, secondo il tuo controllo. Perché se tu hai cominciato una buona opera nella nostra vita, tu porterai a compimento. Se tu hai cominciato qualcosa nella vita di questi fratelli e sono state interrotte per forse controllo eccessivo dalla nostra parte, noi chiediamo, Dio, nel nome di Gesù, prendi di nuovo il controllo della vita di queste persone, affinché non vivano, Signore, nell'ansia dei giorni che viviamo, affinché non vivano, Signore, nello stress nei giorni a cui viviamo, affinché non vivano, Signore, in questo caos che è il mondo in questo momento, ma che vivono, Signore, secondo la tua volontà, secondo i tuoi desideri, secondo quello che tu hai scritto per loro, perché tu li conosci dal grembo della loro madre e sono creati da te. E come hai detto te, ah, che buono, ah, che bello, che utile. E per questo noi ti chiediamo, Signore, che possiamo essere il sale, Signore, che togli l'infiammazione di questa terra, di questa città, di questa nazione, Signore. E che possiamo andare nei posti, Signore, non come persone che controllano tutto, ma che sono controllati da te, Signore. E che così facendo, Signore, tu, Signore, provvederai ai nostri bisogni. Perché la tua parola ci dice che cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Cercate prima di essere controllate da me e tutto quello che avete bisogno vi sarà dato. Se colui che ha dato Gesù per noi ci negherebbe, ci direbbe di no a qualcosa, ah, non credo proprio. E per quello che Paolo ci dirà, Romani 8:28, or sappiamo. Paolo non dice oh forse, oh magari, ma non lo so. Paolo dice lo sappiamo che tutte le cose cooperano per il bene di coloro che amano Dio. Grazie, Signore. Tu sei. Tu sei. E tu sei. Ciò che io desidero. Gloria a Dio per quello che questa sera ha fatto e ha parlato in mezzo a noi, in mezzo alla sua Chiesa. Una Chiesa piena di persone che devono uscire da questi acquari e consegnare totalmente il controllo della propria vita nelle mani di Dio che non ci lascerà, di Dio che non ci abbandonerà, il Dio buono che sempre sarà con noi. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore Gesù per terminare questo momento meraviglioso alla sua presenza.
stiamo per terminare, poi ci sarà qualcosa da mangiare. Oggi è cucina di missioni, giusto? Quindi non andate via subito. Cosa ci sarà di buono oggi? Coxinhas. Quindi non andate via subito, fermiamoci a mangiare qualcosa insieme. Se dovete andare via, comprate almeno 40 coxinha da portare a casa per la cena, per la colazione di domani, così da aiutare anche il nostro ministero B-Mission di missioni con le sue opere missionarie. Prima di concludere dobbiamo festeggiare i compleanni di questa settimana. Tutti i compleanni della settimana. William e Sonali, anniversario di matrimonio. Vieni Sonali. Anche io e Andrea, anniversario di matrimonio. Festeggeremo la settimana prossima, dai, quando ci sarà anche lei. Clarinha. Matrimonio, che bello, tutti compiono gli anni del matrimonio in gennaio. Amen. Possiamo stendere le nostre mani verso tutti quanti loro, pregare per questo nuovo anno che hanno messo davanti alla loro vita, persone che stanno rappresentando i loro matrimoni, che Dio possa riempirli con la sua gioia e la sua allegria. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te ogni tuo figlio, ogni tua figlia, ogni matrimonio qua presente, Signore, che in questa settimana ha compiuto un altro anno che tu hai dato, Signore, davanti a questo. Ti chiediamo, Signore, che tu possa riempire il loro anno con la tua gioia, con la tua allegria, Signore, con pace, con realizzazioni, con prosperità, con il meglio che tu hai già preparato. Noi crediamo questo per fede davanti a loro, ma ti chiediamo soprattutto, Signore, che la tua presenza possa essere nel loro cuore e guidarli e accompagnarli ogni giorno di questo nuovo anno. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Flavio e Eloisa, 15 anni di matrimonio. William e Sonali, 29 anni, si può dire l'età? 29 anni di matrimonio, complimenti. Io e Andrea, 14 anni di matrimonio. Possiamo fare così con le nostre mani per chiedere anche su tutti quanti noi, sulle nostre case, questa stessa benedizione al nostro Signore, chiedendogli che la sua gioia, che l'allegria che viene da Lui possa riempire le nostre famiglie, possa essere presente in tutta questa settimana, chiedendo salute sulle nostre case, sulle case dei nostri fratelli che oggi non sono qua con noi, chiedendo la sua presenza ogni giorno di questa settimana e chiedendogli, come la parola ci consiglia, che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo sia con tutta la Chiesa e in quanti siamo, noi siamo
Dio ci benedica. Buona serata a tutti.